La sanità territoriale siciliana si ferma dal 21 al 24 febbraio per non fermarsi per sempre. E questo è lo slogan che le organizzazioni sindacali di categoria delle strutture che erogano la prestazione specialistica in Sicilia hanno coniato per protestare contro quello che è un sottofinanziamento della specialistica territoriale in Sicilia che obbligherà il malato siciliano a pagarsi direttamente la prestazione. Ne parliamo con il segretario regionale del sindacato AMSA FKT, Lillo Montaperto. Sì, da oggi noi inizieremo lo stato di protesta andando a conclusione, partito già con lo stato di agitazione proclamato circa un mese fa, ma considerato il muso duro con cui siamo arrivati, proprio muro contro muro con l'assessorato alla sanità, il quale non vuole retrocedere su atti decretizi pubblicati a settembre, quindi dalla vecchia amministrazione, non tenendo in considerazione del danno che si fa sul territorio e del danno che si fa andando ad abbattere i budget alle strutture. Intanto tengo a precisare che quando si parla di abbattimento budgettuale non sono soldi che vengono nelle tasche dei professionisti, ma sono soldi specificatamente da spendere sul territorio in termini di richiesta di prestazioni sanitarie. Per cui inviterei anche la collettività a partecipare a unirsi a noi, perché la nostra lotta non è finalizzata alla nostra professione, ma bensì ad andare a ripristinare un diritto leso sancito dall'articolo 32 della nostra Costituzione e sperperato dai nostri politici, i quali oggi hanno perso il reale controllo della stessa politica come strumento nobile atto a migliorare la qualità del paziente e quindi del territorio. Quindi nello specifico chiediamo il ripristino di questi decreti deleteri e regionalistici che non hanno senso di esistere perché non possono reggere realmente quella che è la dignità umana in termini di richiesta di salute. Il malato al centro della vostra attenzione, una prestazione specialistica che si ferma dal 21 al 24 ma rischia di fermarsi per sempre. Perché? Rischia di fermarsi per sempre sicuramente non per noi, ma come sistema erogativo in uno Stato democratico, in uno Stato che vuole garantire realmente quelle che sono le prestazioni che danno dignità all'uomo. Quindi dico, una di queste è l'assistenza sanitaria che oggi piano piano sta per essere erosa da un sistema sociopolitico poco sensibile nei confronti di chi ha reale necessità. Da oggi e fino a venerdì ambulatori chiusi e venerdì manifestazione a Palermo. Sì, anche perché vogliamo dimostrare, per come realmente è stato anche discriminato da come dire, soggetti organi istituzionali, disattendendo quello che è previsto dalla 502 del 92 e dalla 229 del 99, dove noi erogatori di sistema privato siamo equiparati al pubblico, anzi dico di più, forse oserei dire anziché pubblico-privato, privato-pubblico, perché il 75% certificato di prestazione sul territorio viene erogato dal privato, quindi se viene colpito il privato ovviamente viene colpito il cittadino. La Regione non può naturalmente farsi sorda a questa richiesta che colpisce uno dei settori cardini della vita del cittadino, ovvero la propria salute. Finirà bene? Io auspico di sì, sostanzialmente sono molto fiducioso anche perché confido nella sensibilità dell'assessore Volo, confido soprattutto nella sensibilità del Presidente della Regione che in periodo di campagna elettorale tanta sensibilità ha mostrato nei confronti dei bisognevoli.